anche vero una cosa, ha ragione, io l'ho sbobinato Grillo, Sì. perché nel momento in cui lo ascolti, questo urla sempre più forte e pensa di convincere con le urla. E io l'ho sbobinato, una cosa che mi interessa molto, perché il nostro obiettivo in Europa, come Italia dei Valori, è quello di pensare al lavoro e alle fasce sociali più deboli. Grillo ha detto reddito minimo di cittadinanza e sapete come l'ha spiegato urlando? Noi daremo il reddito minimo di cittadinanza, diamo a ogni giovane 3 lavori, glieli sottoponiamo, dopodiché se accettano bene, se non accettano rimarranno disoccupati. Ma perché in Italia in questo momento il problema dei nostri giovani è che hanno 3 lavori e non si decidono quale scegliere, oppure al contrario non c'è il lavoro. E allora dovete sbobinarlo, perché se lo sbobinate non lo votate Grillo, perché su ogni cosa c'è tutto e il contrario di tutto. Noi come Italia dei Valori cosa diciamo? Uno, un contratto collettivo di lavoro europeo, per fare in modo che i lavoratori italiani abbiano gli stessi diritti e gli stessi stipendi dei lavoratori europei. 2, una fiscalità europea, perché dell'Europa noi dobbiamo saper approfittare, deve essere un'opportunità, non un gioco. E allora le stesse tasse, l'impresa italiana, medio e piccola, di quella grande non mi voglio occupare perché quando può prende, quando non gli va più se ne scappa, vedi la Fiat. Anche perché fra un po' onorevole, grande industria non ce n'è più. Arrivo da Salvini. Le tasse sulle piccole e medie imprese sono il 63%, quando invece in Europa la media è 21%. Mettiamo in condizione i nostri imprenditori di lavorare. Terzo, le banche. Non è possibile che le banche italiane finanziano 8-10% quando ti danno i soldi e in Europa la media per le banche di finanziamento per le piccole e medie imprese è il 2%. Questo io l'ho capito, però sbobinando ma vi do anche la soluzione. Noi dobbiamo fare un tasso soglia di usura europeo per fare in modo che oltre un certo limite, in Italia come in Europa, le banche non possano finanziare. Facciamolo al 5%, vedete come mettiamo in moto l'economia, ma dobbiamo parlare di quello che realmente vogliamo fare in Europa e non obiettivamente della bufala euro sì, euro no. Non è quello il tema. Ci sono paesi che hanno l'euro e sono ricchissimi, ci sono paesi che non hanno l'euro e sono poverissimi. Il problema è come usi l'euro.